Grazie Davide, noi come promesso ci occupiamo di immigrazione perché Veneto è terra di immigrazione anche oggi, anche adesso, ce ne occuperemo anche nella rassegna stampa. Ora però parliamo di un libro di Gianni Favarato, scrittore e giornalista, che ha indagato le ragioni di questo fenomeno nella nostra terra. Vediamolo insieme. Partivano alla ricerca del mondo nuovo, per citare il film di Crialese, e cantavano America America. Tra loro nel tempo milioni e milioni di veneti, alla ricerca di un'America che spesso aveva i confini dell'Argentina o del Brasile. E solo dal Veneto, tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, se ne andarono quasi 3 milioni di persone. E a chi disse addio Italia ha dedicato il suo ultimo libro, edito da Mazzanti, il giornalista e scrittore Gianni Favarato. Schiavi, i contadini al 90% erano fittavoli, prendevano in affitto un pezzo di terra dal padrone, dopodiché dovevano dare 2/3 del raccolto al padrone, quindi alla fine si trovavano senza una terra loro e addirittura il cibo che riuscivano a ricavare da questa parte del raccolto non bastava a salvare la famiglia, si indebitavano e quindi era una situazione veramente miserevole. Il libro è ambientato a Porto Canale, un paese costruito dalla fantasia dell'autore, ma simile a tanti comuni veneti dell'epoca, con storie di miseria, di ribellione, di tradimenti, di sconfitte, di delusioni per le modalità di costruzione del nuovo Stato italiano. Insomma, Gianni Favarato ricostruisce le ragioni che precedono il lungo viaggio da Dio. Il libro di Gianni Favarato racconta infine un passato che non è finito, anche se oggi i migranti sono altri e le navi, o meglio i barconi, vedono anche nell'Italia e nel Veneto la loro America. Ho creduto di imparare, e mi hanno insegnato questi emigranti, è che l'emigrazione è un fenomeno mondiale che riguarda tutti i popoli del mondo e tutte le epopee del mondo. Tutti i popoli del mondo prima o poi emigrano. Chi è emigrato prima, chi emigra nel presente e chi emigrerà domani. Quindi capendo le motivazioni degli emigranti perché se ne vanno a cercare una vita migliore in un altro posto si può scoprire una chiave che ci spiega i fenomeni anche di oggi. Lo abbiamo sentito, il maltempo dovrebbe finire, la situazione potrebbe migliorare. Torniamo però a collegarci con l'ARPA